Presenta la tua organizzazione, il tuo nome, il nome della tua organizzazione e dove lavorate. Allora, la mia organizzazione si chiama Natural Coop, impresa sociale, e lavoriamo a Matera, in Basilicata, come sede, e abbiamo una seconda sede anche in Friuli Venezia Giulia a Gorizia, però lavoriamo in varie parti d'Italia, dalla Sicilia alla Calabria, Basilicata, Campania, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, quindi diciamo che siamo un'organizzazione con base principale in Basilicata, ma in realtà per quello che facciamo poi ci spostiamo molto. Quali sono le principali attività dell'organizzazione? L'organizzazione si occupa principalmente di due attività. Uno è tutto il tema legato all'abitare collaborativo, quindi abbiamo uno spazio di co-living, gestiamo due spazi di co-living di nostra, diciamo, direttamente gestiti da noi, e in più ci occupiamo anche della gestione sociale di un progetto di social housing a Matera per 113 appartamenti. E la seconda attività è quella di animazione territoriale e innescare dei processi, diciamo, innovativi all'interno dei piccoli paesi della nostra Italia. Come è composto il gruppo di lavoro e come siete organizzati internamente? Allora, il gruppo di lavoro, abbiamo un gruppo di lavoro che è composto principalmente dai soci della cooperativa, siamo 6 soci, in più abbiamo una persona esterna, nel senso che è all'interno della cooperativa, ma con un contratto, quindi lavora solamente per noi, non è socio. E internamente siamo organizzati che ognuno di noi ha dei ruoli verticali, quindi esiste un CDA, che rispetto al CDA quindi abbiamo tutta la parte di sviluppo amministrativo, poi abbiamo una persona che si occupa di tutti gli aspetti legali e amministrativi, due, tre persone che si occupano di project management, quindi sono le persone che sviluppano tutta la parte dei progetti, e abbiamo due risorse che si occupano della comunicazione. E per noi comunicazione, occupandoci di animazione territoriale, vuol dire anche tutto quello che è la gestione della comunità, quindi community management. Come coniughi la sostenibilità economica della tua organizzazione con la sua missione sociale? Avete incontrato delle difficoltà? Sì, abbiamo incontrato delle difficoltà perché noi nasciamo come una cooperativa, siamo un'impresa sociale, quindi non siamo una cooperativa sociale e nonostante ci siano tutte le leggi in evoluzione per quanto riguarda il terzo settore, in realtà si fa ancora fatica a dialogare con la pubblica amministrazione. Quindi la nostra realtà nascerebbe per offrire dei servizi di coprogrammazione, coprogettazione anche agli enti pubblici. In realtà in questo momento questo non riusciamo ancora assolutamente a farlo perché non è proprio conosciuto all'interno di pubbliche amministrazioni. Dall'altro punto di vista invece abbiamo avviato tutte delle progettualità e quindi diciamo delle voci del business plan che hanno a che fare sia con l'animazione del territorio, quindi lavorando con dei festival, lavorando con dei processi collaborativi coinvolgendo gli abitanti, oppure con dei processi che hanno l'obiettivo quello di valorizzare il territorio oppure sviluppare delle forme di turismo di comunità sostenibile e appunto turismo lento. Quali sono i punti di forza dell'organizzazione? Il punto di forza dell'organizzazione è che i nostri stakeholders principali sono i piccoli territori e le comunità che vivono in piccoli territori, e abbiamo oltre 12 anni di esperienza su questa tipologia, con questa tipologia di target e di stakeholders. Quindi il nostro punto di forza è poter saper lavorare coinvolgendo veramente gli abitanti, quindi ascoltando quelli che sono i loro bisogni e quindi mediando quello che sono, diciamo, i desideri magari di chi ha in testa il progetto e invece ascoltare i bisogni delle persone. Altro punto di forza è riuscire sempre a guardare sicuramente con forte interesse a quello che è il territorio, ma cercare sempre di costruire dei ponti con l'esterno, e quindi per noi quando parliamo di esterno è il mondo.
perché questo, diciamo, binomio crea proprio degli scambi anche proprio di motivazionali e di energia molto forti che permettono, diciamo, la sostenibilità poi del progetto. In che modo hanno influito i rapporti con le amministrazioni locali e con altri attori nel lavoro della tua organizzazione? Beh, sono estremamente importanti, nel senso che le amministrazioni locali ci hanno dato l'opportunità di, sì, naturalmente le amministrazioni che abbiamo incontrato sul nostro percorso e che sono state favorevoli, ci hanno dato la possibilità di portare avanti dei progetti e quindi questo vuol dire crearci delle economie, quindi renderci sostenibili. Al tempo stesso, per quello che dicevo prima, le amministrazioni locali al tempo stesso sono un limite perché nel momento in cui non sanno qual è come poterci utilizzare, perché noi nasciamo proprio per essere utilizzati da loro per sviluppare processi di rigenerazione dei territori, allora diventano un limite, perché attualmente noi abbiamo bisogno anche di loro, nel senso è un fattore di rischio importante. Altri attori nel lavoro della nostra organizzazione sicuramente sono altri enti del terzo settore che lavorano con noi, oppure enti anche profit che vedono in noi, diciamo, un mondo con cui investire. Tipo in questo momento stiamo immaginando di avere degli investitori profit che vogliono lavorare sul tema, ad esempio, dell'abitare collaborativo e quindi che al posto di investire solamente su progetti di abitare che possono essere residence, hotel, così invece lavorano più con una metodologia di abitare collaborativo, dove portiamo all'interno di questi valori. Elenca 3 parole che rappresentano la tua organizzazione. Sicuramente comunità, territorio e innovazione. Grazie.